Buongiorno. Sì, il meteo è un po' così così. Dai cantieri di casa la bici è parecciata per il viaggio. Kit da bikepacking, per quanto io vada a dormire a casa, minimo. Quindi qua ho messo un po' di cibo per domani, sostanzialmente piumino, spazzolino da denti, eccetera. Cibo ancora. Qui le robe pronto uso perché così ho la mantellina antipioggia, visto il meteo. Tengo tutto qui di pronto raggiungimento. Fanalino, provo un assetto con le ruote col profilo alto, così vediamo un po' più race, tra virgolette, e via, si va a Venezia, di là, direzione south. Ecco che ci allontaniamo da Cortina. Oggi, atmosfera autunnale. Ciao Corvo. E meteo tipo drizzle. Dicesi drizzle, la pioggia inglese è quella lì che anche se hai l'ombrello te la prendi in faccia lo stesso perché è piccola piccola. Il percorso che andrò a fare sostanzialmente, percorro tutta la Valle del Cadore, poi Cavallera, Alemagna fino a Santa Croce, e Fadalto, poi una piccola deviazione per il Montello, giusto e giù a Venezia. Comunque, come forse vi ho già anticipato, stanotte dormo a casa a Venezia, domani rientro a Cortina, non da solo, con Giacomino, che voi avete già conosciuto nel video della Istria 300, per un pezzo ci accompagnerà anche Fede, il mio compagno di disavventure, o meglio, per lui no, per me sì, dato che avevo i crampi, e facciamo Bassano, Valdobbiadene, e soprattutto questo sarà probabilmente l'ultimo lungo su strada che farò con questa bici, perché i più attenti già sapranno che stagione 2022 Luca si prende la bici da strada. È sempre incoraggiante quando il Garmin, perché oggi ho rimesso anche la fascia cardio, ti giudica nei primi minuti di attività dicendoti discreto. Scusami, cercherò di essere all'altezza. San Vito di Cadore, paese incantato tra le nebbie oggi. Temperatura 9 gradi, quindi abbastanza bene, dai. Oh, splende il sole ormai. Tra un po' mi sono già tolto uno strato, mi tolgo anche, non dico tutti gli altri, ma quasi. E che bella qua, la chiesa di Valle, uno dei miei posti preferiti della Valle proprio. Sì, di là un po' brutto, ma verso la pianura, verso dove devo andare io, mi sa che fa un bel caldo oggi, figata. Mi sono buttato in ciclabile perché per scendere a Sottocastello e poi prendere la Cavalera avevo voglia di fare questo pezzo qua. Bivio di Sottocastello, Venezia 186. 186 sì, ma con la Monaco Venezia che fa tutto un bivio alla fine seguendo il Sile. Io non seguirò solo quella, quindi dovrei arrivare a Venezia intorno ai 188-190 km in tutto da Cortina. Ecco, andiamo. Buondì! Eccoci a imboccare la dimenticata e bellissima Cavalera. È molto vecchio. A parte il freno davanti che ha iniziato a parlare, ma questo è un classico. Qua tassi di umidità da Borneo pluviale e soprattutto il meteo, speravo meglio.
cioè sembrava si aprisse, invece qua si è richiuso, era proprio un'oasi di sole nel centro Cadore. Il meteo è lievemente merdaceo, tuttavia con la goccia al naso e un po' di vento contro, ma niente di che, proseguo. Alla fine dei conti felice, perché mi piace spostarmi e soprattutto sta roba di andare a Venezia in bici ce l'avevo in mente da tanto tempo. Oggi in realtà buttare dentro anche un paio di lavori, che ho di nuovo la tabellina di allenamento. Questo è un orrido pezzo di statale, chissà se rifaranno mai la ciclabile qua, speriamo. Le grandi nebbie di Longarone. Ah, guarda che atmosfera! Sono, dopo aver fatto i 3 veloci, piacevolmente sudato dentro, bagnato di pioggia fuori, con questa giacchina water resistant che tiene inutilmente separati i due tipi di umidità, tanto bagnato per bagnato, e mi ero illuso di stare asciutto prima, però anche i piedi iniziano un po' a bagnarsi, senti, chi se ne frega. Sto andando verso sud, spero che si alzino un ciccinino le temperature e, per citare Barbalbero, mi sembra sempre di andare in discesa quando si va verso sud. Qua a Soverzene ho fatto pausella perché c'è, vabbè, questi per fortuna non mi servono, però c'è la fontana che ho aperto per lasciare un attimo a correre l'acqua, mi riempio la borraccina e andiamo verso quelle terre soleggiate lì in fondo. Comunque, alla fine dei conti, mi sta anche divertendo, penso a cose, eccetera eccetera eccetera. Ecco, mi sono rimesso l'antipioggia e la sensazione di comfort è decisamente migliorata. Resto umidiccio, ma avendo fatto i miei lavori per ora, adesso abbasso il ritmo e tento con il calore corporeo di far evaporare le acque che ho prodotto. Fantascientifico, per carità, però mi piace pensare che ci riuscirò. Forza! La centrale elettrica di Soverzene alle mie spalle, attraversamento fiumi Piave. Alla fine, ridendo e scherzando, se in centro Cadore avevamo toccato i 15 gradi con un po' di solicchio, adesso sono 10 gradi umidi, ma che umidi, poi bagnati. Che casino. Corri in versione a U perché io sono sempre andato dritto qua, ma la traccia, e adesso che ci faccio caso, anche la cartellonistica che è qua dietro, mi dicono di andare per di qua e io ci vado. Maledizione, sto tornando indietro di nuovo perché ho visto questo video, l'ho visto, ma senti che roba, melodia,
Pensavo fosse una strada bianca, invece era solo questo pezzetto. Stavo già per offendere Komoot e tutti i suoi creatori. Invece eccola qua, questa è veramente la ciclabile. Interesting, interesting. Eccoci qua, sto uscendo da Paiane, come si vede dal cartello, per di lì è dove ero passato nel giro al Pago delle Meraviglie e qualcosa del genere, non mi ricordo come l'ho intitolato, lo lascio anche in un angolo. E come mi piace scoprire queste strade, poi cioè non so come dire, ma l'umidità stessa aggiunge qualche cosa di intimo e riflessivo al percorso, oltre che il freddo ai piedi, però quello facciamo finta che non ci sia, lasciamo solo la poesia a far girare le gambe. Menzione d'onore, quasi mi, tra virgolette, vergogno a dire certe cose perché sembro un fottutissimo sponsorizzato, ma non è così. A questi occhiali, le oche, vabbè, dicevo, a questi occhiali Alba Optics perché mi fanno impazzire. So già che l'estetica un po' alla Carrera old school può essere criticata, ma c'hanno delle lenti incredibili, campo visivo pazzesco e sono diventati i miei occhiali preferitissimi. Cioè per un viaggio così io no, vedi, strade bianche, e ci tengo a precisare che io ho messo road bike su Komoot. Vabbè, comunque dicevo, questi occhiali con queste lenti sono una figata pazzesca. Poi magari nei commenti, no? Mi si scrive, ma con la bici da strada posso farlo il giro che hai fatto tu? E cacchio, guardate che la esploro con le ruote da strada, soprattutto con il capertoncino da 25, 26. È una bici da strada, quindi sono io semplicemente che ho delle tendenze un po' avventurose. E in un attimo ci si mette nella statale, sì, penso di sì, direzione al Pago. Io non vado in Alpago oggi, domani scendiamo di qua. Panino, pastin, cipolla. Questo bar qua, che è vicino al camping Saratei, fa dei panini, ragazzi, pazzeschi, veramente consigliato. E riparto, ho riaggiunto tutti gli strati perché dopo ho mangiato, meglio non prendere freddo al pancino, e scappa anche la pipì in realtà, questo a voi non ve ne può fregare di meno, e proseguo. Ecco, l'unica cosa di questo panino che ho appena assunto è che mi ricordo anche l'altra volta, diciamo che è abbastanza propedeutico all'arte del rutto parlato. Luminarie accese per l'occasione in galleria, sempre meglio, va. Eccoci, uno spettrale Biviuz, direzione Fadalto, Vittorio, alla izquierda. Questa strada è molto bella e come vedete passa sotto l'autostrada.
Oh, meno male che ieri l'ho lavata. Ah, che schifo. Comunque, Vittorio Veneto, 97 km. Ripeto, per la 10.000.000esima volta, ogni mezzo fa vedere cose nuove. Io questo viale l'ho fatto tantissime volte in macchina, in moto e in bici, è tutta un'altra cosa, cioè è incredibile, incredibile. Si vedono cose, si annusano cose, è bello. Qua mi si fa rientrare per amabile ciclabile. Ehi! Vale, mistura alchemiche. In realtà, ma lo immaginerete, nonostante la ruota ad alto profilo e bla bla bla, apprezzo molto questi detour in ciclabile. Ho appena superato dietro la pasticceria Bar Dolomiti, appena fuori Vittorio Veneto, altra tappa consigliata, torte buone, e sto puntando decisamente verso ovest, quindi deduco che ho preso la mia variante per il Montello, quindi e poi sotto il Montello mi rifiondo verso sud. Apparentemente mi sono imbattuto in una qualche collinosità. Come potete vedere, il panorama da quassù è eccellente. Entering Conegliano, ennesima vestizione. Adesso però piove. Piove. Si è rivelato addirittura necessario l'abbassamento della visiera. Ecco, abbiamo raggiunto quel quantitativo di acqua per terra per cui non basta più la sacca dietro a mantenere il culo asciutto. Statalissima con pioggia. Piove. Madonna, che incubo questo pezzo, brutto. Magari col bel tempo è un po' meglio, ma comunque c'è trafficatissimo. Comunque qua, Ponte della Priula, fiume Piave. A me, devo dire la verità, non dispiace pedalare con la pioggia, anzi non mi dispiace proprio per niente, però cioè con tutto questo traffico eccetera è proprio non bello. Sono a Giavera del Montello, quindi quello che vedete qua dietro è la montellosità in persona. Alla fine dei conti è molto essenziale questo meteo, nel senso che non dà adito a distrazioni, quindi ci si concentra sul vicino, sul minimo. Gel. Perché gel? Che tanto sono a passeggio. Perché dal momento che ultimamente mi sono un po' preso bene
con questi eventi sportivi chiamati gare o comunque manifestazioni, e lì sì che si usano i gel, allora meglio abituare lo stomaco e ogni tanto prenderne uno. Sono a Villorba e il momento è arrivato. Ho creato un comodo ecosistema anfibio per i miei piedi nel frattempo, ma basta copriscarpe, basta gambali. Il Trevigiano, che riccanza! Oh, the beautiful Toraglio. Ecco, e adesso da qua fino a Mestre è terraglio, che vuol dire, ecco, se ricomincia a piovere mi incazzo. Ma cos'è sta storia, dai? Bene, indossata di nuovo la mantellaina e messo l'occhio del ciclone. Che palle, oh! Mary Stewart. By the way, ho iniziato la seconda serie di veloci che mi ero tenuto appositamente per far passare un po' la noia di questo drittone. Eccoci in entrata a Mestre City, 177 km, e da qua sinceramente sono già vicino a casa, ma non saprei dire che strada mi fa fare. Vediamo. Ciclabile state of mind. Sono in via Piave. Penso. Ragazzi, forza. Siamo nella metropoli, Mestre City. Fanale acceso, sono l'unico, vabbè, ma via Cappuccina, mortifera, rotaia del tram, col cacchio che mi faccio fregare. Mestropolis. Ehi. Siamo matti qua. Oh, io mi sto fidando di Komoot qua, perché di mio sarei andato per San Giuliano. Ciao. Allora, ciclabile, sono su ciclabile. Venezia, in questa direzione c'è solo Venezia, e dunque penso di essere anche giusto. Un po' zigogolata, ma alla fine è divertente anche qua. Sento l'odore di casa. Attenzione boys and girls, ci accingiamo a mettere le ruote sul ponte della libertà.
laguna a noi. Dio. Eccolo. Eccolo, eccolo. Passerella saponata quando bagnata. E adesso, come vedi local, rampa di Santa Marta. Penso che non si vedrà quasi nulla, ma sono arrivato a Venezia, sono in Marittima. La bici a mano, perché per chi non lo sapesse, in Venice no bikes. Adesso vado a casa, che è qua vicino, e tiriamo un attimo le somme. Ho dato una lavata alla bestiolina e che figata andare, cioè da casa a casa pedalando è come dare veramente valore a un viaggio, senza, cioè con la macchina alla fine si dà tutti i chilometri per scontati, invece così sono proprio contento, è un riappropriarsi dei luoghi, dei percorsi e domani torno anche su. Bello, bello, bello. Sono stracontento, speravo di arrivare con un po' più di luce, ma non importa. Chissà se si asciugherà per domani, magari dopo vengo un attimo a darle una pulita. Ebbene, dai, adesso porto su un po' di roba, mi doccio, mi asciugo e via. Ne approfitto, intrusione dal futuro, per fare la conclusione e l'introduzione al prossimo, perché l'avevo fatta dal letto, ero un po' addormentato, non è venuta granché, quindi ne approfitto per rifarla. Bellissimo scendere a Venezia, con gli sci stavo per dire, in bicicletta. Mi è piaciuto, è stato veramente cicloturismo puro, con un ritmo calmo, perché comunque con la pioggia, insomma, anche a livelli di prudenza non si poteva esagerare troppo. Certi tratti non li ho fatto in ciclabile, tipo il Conegliano su Segana, semplicemente perché la ciclabile era praticamente allagata. Dal video non si capisce veramente quanta acqua c'era, ma era veramente tanta. Comunque nel video che uscirà la prossima settimana vedrete la risalita, in cui non sarò da solo, ma mi accompagneranno Giacomo e Fede, che voi avete visto nel video dell'Istria 300. E niente, insomma, la traccia comunque è giù, sostanzialmente è abbastanza aderente a quella che è la Monaco Venezia per i suoi tratti principali, e quindi ci vediamo la prossima settimana con la risalita Bassano Cortina, perché il terraglio non lo rifaccio più. Yeah. Bye bye.